Per me è un grande piacere, una fortissima emozione essere presente in questa giornata di commemorazione di Falcone. Sono passati 30 anni dalla strage, io ero presente, ero a Roma il giorno della strage e la moglie Francesca Morvillo era nella commissione esaminatrice. Sono passati ormai 3 decenni, ma io sono convinta che l'insegnamento che ha lasciato Falcone è importante e non il sacrificio che lui, come altri tante vittime della mafia, come Borsellino o come gli appartenenti alle forze dell'ordine, come Alfredo Agosta, non sono vani, perché hanno lasciato un insegnamento. A me piace pensare che loro sono ancora tra di noi, sono vivi non solo nella memoria, ma anche negli insegnamenti che ci hanno dati. E la formazione è un dato importantissimo, a mio avviso, per il contrasto alla mafia. Io ringrazio la preside dell'istituto e non è la prima volta che partecipo ad incontri, ma oggi l'inaugurazione di questa scalinata ha un significato davvero speciale. Ringrazio la preside perché, come ho sempre detto, è con la formazione che si combatte e si contrasta il fenomeno mafioso. I magistrati intervengono, noi facciamo processi, noi operiamo, puniamo, interveniamo però in una fase quando insomma in una fase in cui i fatti sono già avvenuti ed invece ed è proprio con la formazione che si combatte veramente, perché una volta fatto un processo, il giorno dopo purtroppo ahimè dobbiamo constatare che sulla strada si formano nuovamente le stesse realtà criminali con nomi diversi. Bene, se invece si crea una sinergia tra le istituzioni, la scuola, soprattutto gli istituti di formazione, che vanno ad incidere sul costume, quindi cercano di inculcare i valori che ci hanno lasciato come preziosa eredità Borsellino e Falcone. Solo così, con una sinergia, è possibile veramente combattere la mafia e vincere, ed in questo modo noi daremo un significato speciale al lavoro di Falcone, di Borsellino e di tutte le altre vittime e anche delle persone ancora in vita che lottano con la mafia, perché in questo modo si potrà veramente vincerla.